Ieri a Sciacca la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari, con il quale è stata disposta la sospensione per un periodo di 7 giorni dell'attività di un esercizio pubblico che somministrava alimenti e bevande insistente nel comune di Sciacca, secondo le normative dell'articolo 100. La sospensione delle attività commerciali è stata combinata a carico del titolare e si innesta nella prosecuzione dei servizi di prevenzione svolti nel territorio e in quelli di controllo amministrativo del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, che recentemente ha consentito di adottare analoghi provvedimenti a carico di 2 titolari di attività commerciali. In una di queste, peraltro, si era verificata una violenta aggressione nei confronti di un cliente e l'uomo aveva riportato addirittura lesioni personali. I cennati servizi, svolti in un arco temporale di diverse settimane, hanno così consentito di identificare nel locale interessato soggetti pregiudicati, facendo ritenere al riguardo che la costante presenza di tali persone potesse costituire allarme per la comunità e fonte di tale pericolo per la sicurezza dei cittadini. I servizi di polizia saranno ripetuti nel tempo per un capillare controllo del territorio e una maggiore garanzia per tutta la collettività.